Ok? Questo silenzio, potete parlare uno con gli altri, non c'è problema, ok? Sì. Aspettiamo qua per iniziare alle 10:30. Ok? Ok, buongiorno. Tutto bene con voi? Sì? Bella giornata? Bella giornata, come dicono qualcuno, per rimanere a casa. Con questa pioggia, ma adesso si è calmato un po'. E quanto è bello sapere che siamo in questo periodo di novembre e per un contadino la pioggia fa tanto bene. E anche per noi. E è prezioso come l'aria pulisce tanto. Dio ci ha donato la pioggia, ci ha donato il sole, ci ha donato tutte le stagioni dell'anno. E mentre esiste la terra avrà inverno, estate, primavera, autunno, no? E stiamo arrivando a questo inverno. Tu che sei a casa, sei adesso un po' nel conforto, ma una buona domenica e che possiamo vivere questo culto oggi con questa intimità con il nostro Dio. Oggi parleremo di un personaggio che aveva intimità con Dio, aveva timore di Dio, era pieno di Spirito Santo. E quando leggiamo questa frase, pieno di Spirito Santo, è sempre importante vedere la nostra vita se noi siamo pieni dello Spirito Santo, di Spirito Santo. Preghiamo, iniziamo questo culto con questa preghiera e sapendo che Dio è qua con noi. Possiamo ricordare di questa settimana, possiamo ricordarci di quello che Dio ci ha donato. Possiamo ricordare di quello che abbiamo vissuto, lavoro, famiglia, casa, una macchina, un'aria per respirare, poter camminare, parlare, ascoltare. Quante benedizioni abbiamo ricevuto da Dio in questa settimana. Alzarsi al mattino e sapere che la misericordia di Dio si sono rinnovate. Alzarsi al mattino, aprire gli occhi e vedere la misericordia di Dio. Alzarsi al mattino e sentire che Dio è presente. Alzarsi al mattino e proprio in quel momento possiamo già in silenzio sentire la presenza di Dio, parlare con Lui e vivere questa giornata con Lui. Nosso Padre, quanto è bello, quanto è prezioso. Quanto, Padre, è profondo per noi vivere tutto questo. Tante volte quando cominciamo a perdere questo, noi cominciamo a dare valore, ma non può essere così. Quante persone quando hanno avuto questo virus e mancavano un'aria per respirare, e noi stiamo respirando bene. Quante persone hanno perso lavoro e difficoltà per dar mangiare, di un riscaldamento di una casa, e noi abbiamo tutto. Abbiamo salute. Ma abbiamo soprattutto Te. E questa Tua presenza, Padre, che noi vogliamo oggi innalzare qua questa mattina, è la Tua presenza che vogliamo oggi vivere, condividere, aprire la bocca, offrire una lode, un'adorazione, vivere questo momento, Padre, di un ringraziamento sincero a Te. Io ti ringrazio, Padre, perché Tu sei qua con noi, in mezzo a noi, e il Tuo amore per noi. E quanto è prezioso per noi, perché noi siamo amati da Te. E noi siamo stati creati per un amore profondo Tuo, Padre, e per amare. Grazie. Questo culto noi offriamo a Te, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Cantiamo, adoriamo ao nostro Dio e sentiamo questo momento di lode e adorazione a Lui. Amen, Chiesa? Amen. Possiamo alzarci in piedi, battere le mani e cantiamo Dio tu sei buono. Dio tu sei buono e la tua grazia dura per sempre.
buio tu sei buono e la tua grazia dura per sempre. Gente di ogni nazione, tribù, generazione che vivono per lodare te. Alleluia, alleluia, lodiamo te, perché tu sei. Lodare te. Alleluia, alleluia, lodiamo te, perché tu sei. Sei buono tu, sempre tu, sempre sei buono tu, sei buono tu, sempre tu, sempre sei buono tu, sei buono tu, sempre tu, sempre sei buono tu, sei buono tu, sempre tu, sempre sei buono tu. Lodare te. Lodare te. Alleluia, alleluia, lodiamo te, perché tu sei. Lodare te. Alleluia, alleluia, lodiamo te, perché tu sei, perché tu sei, perché tu sei buono tu. Grande in potenza tu sei, vista ai ciechi tu dai, non c'è un altro come te. Luce nel buio tu sei, vita nel nudo tu dai, non c'è un altro come te. Il nostro Dio grande, il nostro Dio forte, egli è di sopra di ogni altro, il Redentore, grande in potenza sei Dio, sei Dio. Il nostro Dio grande, il nostro Dio forte, egli è di sopra di ogni altro, il Redentore, grande in potenza sei Dio, sei Dio. Grande in potenza tu sei, vista ai ciechi tu dai, non c'è un altro come te. Luce nel buio tu sei, vita nel lutto tu dai, non c'è un altro come te. Il nostro Dio grande, il nostro Dio forte,
Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, Egli è di sopra di ogni altro. Il Redentore, grande in potenza, sei Dio, sei Dio. Se Dio è per noi, Se Dio è per noi, chi sarà contro noi? Se Dio è con noi, chi mai ci fermerà? se Dio è per noi, chi sarà contro noi? Se Dio è con noi, chi mai ci fermerà? Se Dio è per noi, chi sarà contro noi? Se Dio è con noi, chi mai ci fermerà? Se Dio è per noi, chi sarà contro noi? Se Dio è con noi, chi mai ci fermerà? Chi sarà contro noi? Se Dio è con noi, chi mai ci fermerà? Nostro Dio è grande, Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, Egli è di sopra di ogni altro. Il Redentore, grande in potenza, sei Dio, sei Dio. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, Egli è di sopra di ogni altro. Il Redentore, grande in potenza, sei Dio, sei Dio. E sicuramente, certamente il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, il nostro Dio è tantissime cose, e vorrei che con la prossima canzone potessimo, come ha fatto riflettere me, riflettere tutti insieme sul fatto che noi siamo Dio è importante per noi ed è sicuro, noi siamo qui a lodare il Signore, noi siamo qui a servirlo, noi siamo qui ad adorarlo, e ogni tanto magari anche io personalmente mi soffermo tanto sul magari sembra Dio è là, in realtà Dio non è là, Dio è qua, perché per come Lui è importante per noi siamo altrettanto molto più importanti per Lui. Quindi pensiamo a questo con la prossima canzone, cantiamo tutti insieme, adoriamo tutti insieme, fratelli. luce del mondo nel buio del cuore, vieni ad illuminarmi. Tu mia sola speranza di vita, resta per sempre con me. Sono qui a lodarti, Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei mio Dio e solo tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso, sei per me, Re della storia e Re della gloria, sei sceso in terra fra
non so quant'è costato a te morire in croce un dì per Non me. non so quant'è costato a te morire in croce un dì per me. Sono qui, Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei mio Dio e solo tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso. sei per me. Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei mio Dio e solo tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso, sei per me. Signore, ti ringrazio per questa giornata, per averci dato un altro giorno di vita, per la possibilità che dai a ognuno di noi di essere qua nonostante impegni tra lavoro, studio e tantissime altre cose. Padre, ti ringrazio grandemente per questo. Ti ringrazio per la lode che ci dai l'opportunità di offrire, Signore. Penso che ognuno di noi possa poter dire che siamo contenti di essere qua, di parlare con te, avere questo momento con te, Padre. Ti ringrazio per il tuo amore nei nostri confronti, perché tu lasci tutto e vieni a cercare anche uno solo di noi, Padre. Tu lasci le altre 99 per poter venire a cercare l'unica pecora che si è smarrita, Padre. Ti ringrazio per questa tua cura, per questa tua... per questo tuo prenderti cura di noi, per questo tuo amore perfetto nei nostri confronti, Padre. E ti chiedo di insegnarci ognuno di noi di poter dare lo stesso a te, Padre, un giorno. Amen. Non parlavo mai, tu cantavi su di me. Ecco quanto buono sei con me. Io non Vivevo mai, tu soffiavi vita in me. Ecco quanto buono sei con me. Oh, vediamo gente infinito audace amore tuo. Lascia ancora le nuove
pagavi per me quando ero un nemico tuo. Ecco quanto buono sei con me. Pagavi per me quando eri meritevole. Ecco quanto buono sei con me. Oh, il travolgente, infinito, audace amore tuo, lascia ancora le 99 per cercare me. Non l'ho meritato né guadagnato, ma è così che ami tu. Oh, il travolgente, infinito, audace amore tuo. Illumi ogni ombra, scali ogni montagna per raggiungermi. Abbatti ogni barriera, scacci ogni menzogna per raggiungermi. Illumi ogni ombra, scali ogni montagna per raggiungermi. Abbatti ogni barriera, scacci ogni menzogna per raggiungermi. Illumini ogni ombra, scali ogni montagna per raggiungermi. Abbatti ogni barriera, scacci ogni menzogna per raggiungermi. Oh, il travolgente, infinito, audace amore tuo, lascia ancora le 99 per cercare me. Non l'ho meritato né guadagnato, ma è così che ami tu. Oh, il travolgente, infinito, audace amore tuo. Grazie Padre per questa bellissima giornata. Ho sentito lo Spirito qua, Signore. Ho sentito che abbiamo cantato con amore, con lode, e ti ringrazio perché siamo tutti qua, Signore, anche quelli a casa, per il nostro culto, Signore. Fa che possiamo essere più uniti come Chiesa, Signore. Benedici ognuno di noi qui presenti e benedici le loro vite, Signore. Fa che possano superare ogni ostacolo, che tu scacci ogni barriera in loro, Signore. Per favore, Signore, aiutaci se abbiamo problemi, e ti ringrazio ancora per questa giornata. Nel nome di Gesù, amen. Potete sedervi. Prova. Prova di nuovo, più indietro. Meglio? Ok, mi si sente. Buongiorno Chiesa, buongiorno, buona domenica. Io sono Emanuele, sono
qui davanti a voi in veste di monitore della scuola biblica e questi sono i nostri meravigliosi bambini a cui durante quest'anno abbiamo fatto le lezioni, abbiamo spiegato tante cose e quindi siamo qui per presentarvi la scuola biblica e quello che abbiamo fatto quest'anno. Il nostro lavoro, come potete vedere dalle foto che adesso mandiamo, è stata una panoramica della Bibbia in cui abbiamo spiegato ai bambini tante storie dall'Antico e dal Nuovo Testamento perché abbiano un'idea chiara di quello che Dio ci dice attraverso la sua parola, da Genesi fino ad Apocalisse. Quindi abbiamo il Vecchio e il Nuovo Testamento, abbiamo cercato di memorizzare i libri, di memorizzare dei versetti legati alle storie dei personaggi più famosi e quindi abbiamo lavorato in questo modo. Io sono nuovo nella scuola domenicale, sono arrivato da pochi mesi, insieme a me è arrivata Maggie, ma non sono l'unico, abbiamo anche Emanuela che si è aggiunta recentemente, poi abbiamo quelli più storici, abbiamo Claudia, abbiamo Letizia che non può essere presente, abbiamo Giada, abbiamo anche qualcuno che ha salutato la scuola domenicale per i tanti impegni, le tante cose da fare e che comunque ha servito molto bene. Abbiamo anche Monique, scusate la mia memoria è come un tasto, si accende e si spegne. E quindi questo, il nostro lavoro è stato principalmente cercare di spiegare ai bambini che Dio ci parla attraverso la sua parola anche oggi. Abbiamo usato queste tante storie, questi tanti personaggi, non per dirgli, ragazzi, questa è una cosa che è successa 3000 anni fa, non vi serve a niente, è inutile, è una cosa sciocca, voi tenetela lì nella memoria e un giorno vi servirà. No, gli abbiamo spiegato che è una lettura molto importante, una lettura che Dio usa per parlarci anche oggi. E dietro tutto questo lavoro c'era un versetto in particolare che potete vedere lì nel cartellone e abbiamo chiesto a uno dei più coraggiosi dei nostri bambini di farsi avanti e di leggere questo versetto, quindi Lucas... non so se può arrivare là il microfono, speriamo. Vediamo. Lucas. Ogni scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Timoteo 3, 16, 17. Quindi sì, questo è quello che abbiamo imparato insieme ai bambini, abbiamo imparato tantissime cose anche noi monitori e quindi per concludere questo momento di presentazione noi monitori insieme ai nostri bambini e insieme a tutta la Chiesa canteremo la canzone che cantiamo tutte le domeniche per ricordarci i libri della Bibbia. Io non sapevo l'ordine dei libri della Bibbia, adesso lo so più o meno, i profeti minori dell'Antico Testamento mi mandano in crisi, perdonatemi. Però sì, quindi facciamo un ripasso generale anche per tutti voi, vediamo quanti bravi siete, a loro non diamo voto, a voi lo daremo. Le pagelle saranno domenica prossima. Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, Giosuè, Giudice, Rut, prima e seconda Samuele, Re, cronache, Esdra, Neemia, Ester, Giobbe, Salmi, Proverbi, Ecclesiaste e Cantici, Isaia, Geremia e Lamentazioni, Ezechiele e Daniele, Osea, Gioele, Amos e Abdia, Giona, Michea, Nahum, Abacuc, Sofonia, Ageo, Zaccaria, Malachia e i 39 libri. Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, seconda Timoteo, poi Tito, Filemone, Ebrei,
Giovanni, 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 Giuda e l'Apocalisse di Giovanni e i 27 libri così del Nuovo Testamento son qui. Bene, bravi, le pagelle andranno bene, ne sono sicuro. Adesso noi e i bambini vi salutiamo, andiamo a fare una bella festa, quindi buona domenica, buon culto. Prima dobbiamo pregare con i bambini, mi ricordano dalla regia. Quindi, Claudia, vuoi il pastore? Chiamo il pastore, che è l'esperto della materia, che possa pregare per i nostri bambini. E un'ultima cosa prima di pregare. Invito a tutti voi che avete bambini a casa, che conoscete famiglie con bambini, ricordate che c'è la scuola domenicale, tutte le domeniche siamo qui, siamo impegnati, lavoriamo il più che possiamo per questi bambini. Se conoscete dei bambini che non ci conoscono, che non vengono alla scuola domenicale, fategli sapere che ci siamo pieni di bambini simpatici e di monitori più o meno simpatici, quindi mi raccomando, invitate questi bambini a venire. Nosso Padre, quanto é precioso vedere questo lavoro com i nostri piccoli. Loro stanno crescendo e imparando da te. Imparando, Padre, la tua grazia, il tuo amore, Padre. E quanto è prezioso vedere i genitori con la loro responsabilità di portare i bambini qua. Tante volte, Padre, è un sacrifício, Padre, ma è gradito a te. È un sacrifício spirituale, quello che tu desideri e sonha. E che i genitori possano vivere questo, Padre, come una responsabilità e impegno di portare i figli a una conoscenza di te, perché un giorno loro cresceranno e continueranno a amarti sempre, Padre. Perché una conoscenza a te porta a amare a te. E ti ringrazio, Padre, per questo privilegio che tu ci dai, Padre, di avere una comunità dove ci sono di questi monitori. E grazie, Padre, pelo loro impegno e grazie, Padre, pelo loro amore per questa causa. Guida e benedici no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Tchau. Quanto é bello questo lavoro, questo servizio, ma la responsabilità più grande è dei genitori. Sono i genitori che devono portare i figli a casa, non sono i figli che decidono di rimanere a casa o no, è la decisione dei genitori. Così portate i vostri figli, ok? Ogni domenica è prezioso perché sempre c'è un studio diverso. E stiamo camminando, stiamo arrivando praticamente alla finale di questa storia di tanti mentori che ci sono nella Bibbia, dei personaggi biblici. Stiamo qua da giugno lavorando ogni domenica un personaggio. E qual è il personaggio che per te ti ha colpito di più? Qual è il personaggio che per te è stato più importante? Davide? Daniele? Pietro, ok. Giosafat? Elia? Giuseppe? A me è piaciuto tantissimo Abramo. E oggi parleremo di un altro personaggio che si chiama Giuseppe. E è questo Giuseppe che parleremo oggi, ma noi conosciamo lui non per un nome, conosciamo pelo suo sopranome, perché lui si chiamava Giuseppe. È come il nostro grande calciatore brasiliano, qual è il nome di Pelé? Del Nascimento. Edson, ma nessuno conosce, parliamo do grande calciatore Edson, ma chi è questo Edson? Pelé, Pelé. Hoje parleremo de Giuseppe, mas quem é esse Giuseppe do Novo Testamento? É Barnabá, ok? E hoje parleremo com esse personagem que é muito precioso, que te ensina tanta coisa belíssima. E c'è in portoghese una canzone bellissima che parla proprio di lui, di questo Barnabá, o Barnabé. E oggi parleremo di questo Giuseppe. Preghiamo? Nosso Padre, parlare, predicare, ascoltare e vivere la tua parola è una grande gioia per noi. E oggi parleremo di un personaggio che ci insegna tanto. E un camminare con lui è prezioso. Tuo Santo Spirito, guida-ci e che possiamo vivere questa domenica con tanta grazia tua. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Parliamo di Barnabá.
Che cosa ti ricordi di Barnabà? Figlio di consolazione, perciò che è stato cambiato il nome, Giuseppe diventa Barnabà per questo. L'altra cosa che fece o non fece? Camminato con Paolo, ha dato una speranza a Paolo di camminare. Ok? Leggiamo Atti capitolo 4, 36 e 37. Atti 4, 36 e 37. Or, Giuseppe, soprannominato dagli apostoli, come? Barnaba, che tradotto vuol dire figlio di consolazione, levita, cipriota di nascita. Avendo un campo lo vendette e ne consegnò il ricavato, deponendolo ai piedi degli apostoli. Camminare con questo ragazzo qua è molto interessante. Avere un amico generoso è molto interessante. E oggi nós faremo questa passeggiata con Barnabà, faremo questa camminata con lui, questo uomo che aveva compassione, era generoso, e questa persona che, nonostante che aveva la ricchezza, dimostrava la semplicità di che cosa era la vita. Seu nome era Giuseppe, ma è interessante che chi ha dato il soprannome di Barnabà sono stati lì apostoli. Lui ha camminato con gli apostoli. E è interessante che la sua conversione è in mezzo agli apostoli, perciò si diventa conosciuto per quello che lui era, si diventa conosciuto per le sue caratteristiche. Tu puoi immaginare il tuo nome sendo cambiato, avendo un soprannome basato nelle caratteristiche di quello che tu sei? Quale sarebbe il tuo soprannome? Hai immaginato questo? Le persone cominciano a dire perché tu sei il nostro, non lo so. E è interessante che quel soprannome ci identifica anche le nostre caratteristiche di vita. E era qua questo ragazzo qua, figlio di consolazione. Significa che questo nostro amico qua era rispettato per gli apostoli perché aveva un atteggiamento di compassione verso la gente. Che cosa è consolazione? Ela é diferente de misericordioso. Que cosa é consolare? É dar um sollievo morale, é attenuare i dolori, é avere un'azione di sostegno e appoggio, é avere una dolcezza dove esiste l'amarezza. Ossia, questo modo di agire di Barnabà ci insegna che questo personaggio vedeva una situazione e era pronto a agire nelle situazioni difficili di una persona. Non manifestare una misericordia, ma manifestare una compassione, compatire con il dolore dell'altra persona. Così che lui ci dà un'idea di questo essere umano, di questo pastore di anima che porta soccorso agli altri. Perciò Barnabà era sempre vicino alle persone che erano più deboli. Le persone che sono state messe da parte, c'era lui. Quando noi vediamo una persona messa da parte, è lì che entra la compassione. È lì che entra il senso di agire con compassione. Atti 11, 25 e 26, vediamo qual è il primo punto qua di Barnabà. 11, 25 e 26. Poi Barnabà partì verso Tarso a cercare Saulo. E dopo qual è stato il soprannome di Saulo? Paulo, il nostro Paulo che noi conosciamo. E dopo averlo trovato lo condusse ad Antiochia. Essi parteciparono per un anno intero alle riunioni della Chiesa e instruirono un gran numero di persone. Ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Non era solo con Paulo, lui anche aveva un atteggiamento molto prezioso con Giovanni Marco, che era suo cugino. Atti 15, 37 e 39. Barnabà voleva prendere con loro anche Giovanni detto Marco. Ma Paolo, che è stato pescato, che è stato ripreso tramite la consolazione, manifesta consolazione verso Giovanni Marco? No. Interessante che noi riceviamo, ma tante volte noi non consegniamo. Paulo, che è stato prezioso nella storia della Chiesa, Paulo ha imparato la compassione, ma non manifesta la compassione. Era un dono di Barnabà.
Barnabà voleva prendere coloro, anche Giovanni ho detto, Marco, ma Paolo riteneva che non dovesse prendere uno che si era separato da loro già in Panfilia e non li aveva accompagnati nella loro opera. Nacque tra Paolo e Barnabà che cosa? Un grande e profondo abbraccio, hanno mangiato insieme, hanno condiviso il dolce. Nacque un aspro dissenso ao ponto che si separarono. Barnabà prese con sé Marco e si imbarcò per Cipro. Possiamo vedere qua un uomo ao fianco di quelli che sono stati esclusi e abbandonati. Possiamo vedere anche in questa storia un uomo che è stato escluso e abbandonato, è stato ripreso, è stato inserito nella Chiesa e adesso questo uomo non dà una nuova opportunità. Perciò che vediamo la storia della Chiesa, tante volte noi criamo un idealismo di una perfezione con i nostri apostoli che non c'era e cominciamo a percepire che anche loro manifestavano un atteggiamento che non erano riconoscenti alle azioni degli altri. Tutti noi abbiamo un po' di Paolo, tutti noi abbiamo un po' di Barnabà, ma o quanto è prezioso che noi, quando abbiamo la consapevolezza dell'azione di Barnabà, noi dobbiamo imparare a avere le consolazioni e manifestare questa consolazione verso le persone. Noi abbiamo avuto delle opportunità. Abbiamo cantato qua con i ragazzi che Dio ha lasciato 99 per prendere cura di noi. O quanto noi dobbiamo imparare o senso della compassione quando vediamo una pecora, una sofferente in abbandono, che possiamo andare indietro a ripescare, a prendere questa persona. Abbiamo delle persone così in mezzo a noi. Abbiamo delle persone che stanno soffrendo oggi in abbandono. E che cosa noi dobbiamo imparare? Barnabà ti dice, Caio, apri i tuoi occhi, tu stai vedendo una persona in abbandono, è lì che tu devi pescare, è lì che tu devi andare e prendere questa persona, avere la compassione. Ma tante volte noi siamo come Paolo, vediamo le persone in mezzo a noi e che cosa diciamo? No, questo mi ha abbandonato, non va in questo prossimo viaggio con me. E Paolo era così. Possiamo giudicare Paolo per questo atteggiamento? Paolo ha fatto delle cose stupende e meravigliose. Ma possiamo vedere in questo giorno, questa storia di Barnabà che manifesta una caratteristica di Dio. Dio ha di compassione verso di noi. Tante volte abbiamo dei Paoli che non avranno compassione verso di noi, ma noi abbiamo un Dio che ha compassione verso di noi. Salmo 145, versetto 8, dice così, il Signore è pieno di compassione. Il nostro Dio che non cambia, il nostro Dio che è perfetto, il nostro Dio che è lo stesso dell'Antico Testamento, è lo stesso del Nuovo Testamento, e questo è il nostro Dio che è misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira e grande in bontà. O Signore è pieno di compassione. Barnabà ci insegna il senso di essere pieno di compassione. Oggi questa camminata con Barnabà io devo imparare che anch'io devo manifestare questo attributo di Dio, manifestare questa caratteristica di Dio, manifestare la persona di Dio con la compassione. Noi siamo molto pratici in agire no senso della giustizia umana, ma noi stiamo perdendo di essere pieno dello Spirito che c'è in Barnabà e manifestare compassione e vedere le persone con gli occhi di Dio e non con i nostri occhi. Noi possiamo imparare con Barnabà o senso di essere una persona presente nella storia di quelli che sono stati esclusi. Eu não so quanto tempo Paulo era a casa a Tarso, eu não so quanto tempo, mas non era per poco tempo. Lui è stato escluso. E anche proprio gli stessi apostoli, quando vedevano Paolo, avevano dubbio della sua propria conversione. E Paolo si è stato dimenticato di là. Eu comincio a pensare, quando stavo preparando questo messaggio, se Barnabà non va a Tarso prendere Paolo, che cosa poteva succedere con la storia della Chiesa? Non c'erano le lettere, tanti viaggi missionari, e Paolo era là
a Tarso. Tu pode imaginar que quante persone che Dio ci dà, in modo che io possa vedere che quella persona può essere importante nella storia della Chiesa che è stata abbandonata. Io vado a prendere e quella persona può cambiare tutta una storia. Tante volte noi non diamo valore alle persone. E Paolo era una persona molto difficile, ma Barnabà ha fatto un viaggio. Non ha preso una macchina e è andato a 50 chilometri, ha fatto un viaggio fino a Tarso per ricordarsi di Paolo e inserire Paolo novamente nella comunità a Antiochia, che era la chiesa che stava crescendo in quel periodo perché c'era la persecuzione a Gerusalemme, e così la chiesa si era diffusa e lui ha camminato con Paolo per quanto tempo a Antiochia? Che cosa abbiamo letto? Per un anno. Paolo partecipava delle riunioni, partecipava della conoscenza della Chiesa, ha imparato il senso di essere Chiesa, ha imparato il senso di camminare sotto l'autorità, e adesso Paolo è stato inviato da questa Chiesa di Antiochia. Ossia, questo personaggio, Barnabà, ha dato opportunità a una persona. Perciò misericordia è vedere la miseria agire. La compassione è vedere l'abbandono, il dolore, la solitudine, la mancanza di forza di una persona e dare a questa persona una nuova opportunità e preparare questa persona a una nuova opportunità. Quando tu ti senti nell'abbandono, quando tu ti senti da solo, quando tu ti senti una persona senza forza, è lì che entra la compassione di Dio. Quando tu ti senti a casa da solo, quando tu está perdendo a força de servir o Senhor, é ali que entra a compaixão de Dio. Perciò che Dio chiama delle persone che noi non possiamo neanche immaginare, che viene alla casa nostra, bussa alla nostra porta e dice: sono venuto qua oggi per stare con te, per camminare con te, per darti una nuova opportunità. Quante volte noi stiamo perdendo l'opportunità di avere compassione verso le persone? Ma inserire questa persona e fare che questa persona possa passare novamente per un riprendere la gioia di servire il Signore, essere inserita nella comunità e passare per un nuovo periodo di trasformazione. Paolo è stato un anno, ha imparato. Perciò che quando noi cominciamo a vedere biblicamente i personaggi biblici, vediamo un Gesù che aveva compassione. Eu me ricordo bem nella storia di Zaqueu, que era um abandonado, aveva riquezza, ma nessuno voleva stare con Zaqueu. Gesù che cosa dice? Che cosa faço questo albero? Scende, vá da casa tua oggi, può preparare la cena, eu vorrei mangiare con te. Compassione. Gesù, quando vede quella donna che stava colta in adultério, che cosa lo fa? Donna, io non ti condanno, vá e non peccare più, io non ti condanno. Compassione. Gesù, quando vede Matteo, che era anche l'alto pubblicano, da solo, abbandonato, Zaqueu, oggi vado a mangiare a casa tua, e porterò anche i miei amici, e porti i tuoi amici anche, Zaqueu. Questa è compassione. Con i leprosi, che non potevano neanche entrare in una città, Gesù guariva e toccava. Questa era compassione. Quando nós vediamo le persone nell'abbandono, nella solitudine, il mio agire di compassione è dare a queste persone una nuova opportunità di camminare. Sono tanti personaggi che hanno vissuto questa esperienza con Gesù, e tra di noi, quante volte noi abbiamo vissuto questa esperienza? Eu sempre mi ricordo, in 1994, una persona ha avuto compassione per me. E quella persona era un pastore, e ha detto: Caio, se tu vuoi, possiamo camminare insieme. Sono qua perché c'era una persona che ha avuto compassione per me. 1994. 1987 c'era un gruppo di persone che mi hanno visto: Caio, abbiamo compassione per te. Sono le persone che mi hanno dato delle opportunità. O quanto noi dobbiamo imparare a vedere che abbiamo ricevuto e adesso dobbiamo manifestare compassione. Nós siamo bravi in giudicare, ma noi dobbiamo imparare che la conversione è il riempire dello Spirito Santo nella nostra vita, dove io non manifesto il giudizio umano, io manifesto questa compassione di Dio. Tu conosci qualcuno escluso? Tu conosci qualcuno in abbandono?
Tu conosci qualcuno que tu percepisci que ha bisogno di compassione? Eu não estou falando de mérito ou não mérito. Nós siamo bravi a dare um título di meritare ou não meritare. Mas nós dobbiamo imparare a vedere dove è la compassione che Dio ci insegna. Barnabà era così, pieno di compassione. Andato a Paulo, e preso sul cugino Giovanni Marco. E é interessante que Giovanni Marco dopo si diventa importante alla storia di Paulo. Ha cambiato na storia Barnabà. E quando nós prendemos uma pessoa que era nell'abbandono, nós possiamo cambiare la storia di quella persona, ma di tanti gli altri. Nós não possiamo pensare o senso di merito, ma dobbiamo pensare o senso di compatire e di soffrire con quella persona. Barnabà ha visto e manifesta un'azione per recuperare queste persone, perché erano le persone, erano le gente che Dio amava. Tu conosci qualcuno oggi che soffre questo abbandono, la solitudine? Conosci qualche persona che ha bisogno di essere inserita novamente nella comunità e essere trasformata in mezzo alla comunità e avere novamente vita? Tu conosci qualcuno que pode ser um Paulo, um Giovanni Marco? Se eu estou caminhando com Barnabá, Barnabá está me dizendo, Caio, compassione. Caio, compassione. Eu farò questa camminata com Barnabá per questa strada, per questo parco, eu dirò, ma Barnabá, e é così, ma questa persona non merita, e lui dirà, Caio, tu non hai meritato. Compassione. Compassione. Domenica scorsa ho usato molto una parola, vi ricordate qual era la parola? Con 3 lettere? Ama. Ama. E oggi è una parola un po' più lunga. Compassione. Compassione. Perché noi abbiamo ricevuto compassione. Adesso è con noi, dobbiamo donare. Perciò noi dobbiamo vedere l'agire di Gesù verso le persone, l'agire di Dio verso di me e manifestare questo. Compassione. Compatire, vedere, agire e trasformare questa persona. Nonostante questo, Barnabà aveva tanta compassione, ma lui ci insegna l'altra cosa. Lui poteva dire, Caio, compassione è prezioso, ma anch'io ho fatto degli sbagli. Eu sono stato troppo ingenuo, Caio. Eu ti racconterò una storia che mi è successo con Pietro. E quello Pietro mi ha trascinato a un inganno. Perché è successo un momento della vita, Caio, che io mi sono dimenticato della grazia di Dio e ho cominciato a camminare nella legge. Io stavo ritornando prima di Cristo Gesù, fino che è arrivato l'Apostolo Paulo. Quello Paulo, e ha messo dito sulla faccia di Pietro, e ha litigato con Pietro, e io ero lì. Galati, capítulo 2, versetto 13. E qual vai conoscere questa storia? Quando Pietro, invece di stare con la Chiesa, si comincia a stare se apartando, se allontanando, per stare con i giudei e ritornando ai riti della legge. Galati 2,13, anche gli altri giudei si misero a simulare con lui a tal punto che perfino Barnabà fu trascinato dalla loro compassione, dalla loro ipocrisia. Interessante che anche Barnabà, che era pieno di compassione, prendeva le persone e inseriva novamente là ao servire al Signore. Questo Barnabà si lascia essere trascinato dall'ipocrisia. E era ipocrisia di chi? Di quale personaggio? Pietro. Pietro. C'era un Paulo, un grande leader che fa quegli sbagli. C'è un Pietro, un grande leader che anche fa degli sbagli. La ipocrisia c'era. Perciò la bontà e la compassione arriva un momento che manca discernimento spirituale, manca discernimento della parola del Signore. Pietro in quel momento si stava trascinando, stava abbandonando la grazia di Dio, la parola di vita, stava portando quel gruppo di chiesa a ritornare a un legalismo. Quando noi abbandoniamo la parola di Dio, la nostra fede diventa ipocrisia.
Perciò è la parola di Dio che deve trascinarmi. Non è o essere gradito alle persone. Tante volte noi vogliamo essere simpatici alle persone e stiamo abbandonando il principio della parola. O grande risco che noi facciamo è che la nostra bontà possa diventare un buonismo. E questo buonismo è pericoloso. Noi ci siamo trascinati da un buonismo e entriamo nella ingenuità che è successo con Barnabà. E noi cominciamo a perdere la coerenza della fede e la coerenza della parola. Perciò camminando com Barnabá, lui mi dirà: Caio, compassione Caio, não mérito. Mas Caio, atento, la bontà existe, mas o bonismo não. Porque o bonismo tu comincia a caminhar em modo negativo. Porque tu comincia a soddisfare le persone. Tu comincia a abbandonare la parola del Signore. Caio, io ho fatto questo. E arriva Paulo, quello che già ha avuto un conflitto, e Paulo comincia a litigare davanti a tutti con me e anche con Pietro, per dire: ritornate alla parola, ritorna alla parola, ritorna alla parola. In quel momento sono ritornato alla parola e ho percepito la ipocrisia che io stavo vivendo. O quanto è bello camminare con i mentori, perché loro ti raccontano delle belle cose, ma ti raccontano delle cose che loro hanno sbagliato. Perciò Barnabà, nonostante questo uomo di compassione e di bontà, è stato trascinato a un buonismo che ha fatto colpire la Chiesa di Dio. Buonismo non fa parte di un cristiano che vive la lealtà con il Signore. La bontà fa parte di un cristiano che vive la coerenza con la parola del Signore. Seconda caratteristica di questo uomo qua, era un uomo generoso. Atti 4:37, rileggiamo. Avendo un campo, che cosa fece lui? Lo vendette. E che cosa fece questo? È portato in banca. E ne consegnò il ricavato deponendo ai piedi degli apostoli. Oh, pastore, parli di soldi adesso? Non sono io, è la parola. E è interessante, Barnabà, che era un uomo buono, un uomo di bontà, di compassione e anche generoso. Atti 20:35. In ogni cosa vi ho mostrato che bisogna venire in aiuto ai deboli, lavorando così, e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, o quale disse ele stesso: vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Qualcuno piace ricevere qualche regalo qua? Solo io? A qualcuno piace donare dei regali qua? Lasciamo la mano in tasca? Che cosa dice qua la parola di Dio? E è interessante che è un testo che Paulo prende di Gesù, che Luca prende di Gesù e Paulo. Ossia, è più gioia nel dare che ricevere. La generosità fa parte. Noi non possiamo essere tirchio. La parola di Dio cambia il nostro modo di pensare. La parola di Dio ci porta in confusione mentale tante volte. Perché la parola di Dio ci dice che gli ultimi saranno i primi. Ah, ma io vorrei essere il primo nella coda per mangiare. Gli ultimi saranno i primi. Perdonare significa liberazione. Essere grande, se eu vorrei essere grande, che cosa devo fare? Servire agli altri. Ossia, la parola do Signore mi insegna che ci sono dei principi completamente in contrasto con quello che ho imparato nella società. Perciò la mia gioia non è in ricevere, la mia gioia è in dare. La generosità deve fare parte. Tra poco sarà un momento di raccolta delle offerte. E quel momento è con gioia, come vi ho detto tante volte, è una cosa che ho imparato nelle chiese in Africa. Loro portavano le offerte ballando, danzando e fanno ancora questo. Perché per loro dare a generosità è gioia e allegria, perché riconoscere che il Signore è il Signore di tutto. Noi siamo molto attaccati alle cose che periscono. Noi siamo molto attaccati alle cose che abbiamo oggi e domani non avremo. Noi siamo molto attaccati alle nostre cose materiali e stiamo perdendo di essere più attaccati nelle cose eterne, nelle cose che non si perirà mai, nelle cose che saranno per sempre. È lì che deve avere il mio sforzo, è lì che deve avere la mia mentalità, è lì che deve avere il mio vivere. Barnabà aveva la percezione di eternità.
Perciò lo sguardo era vedere la gente si convertendo, lo sguardo era portare alla gente alla conoscenza del Signore, e perciò che Lui era generoso. Io devo imparare a generosità. Se tu vedi un fratello con fame, che cosa deve fare? Dare da mangiare. Se tu vedi un fratello che ha freddo, che cosa deve fare? Prende la giacca e... pastor, eu ho comprato ieri. E qual é o problema? Dá oggi. Se tu vedi un nemico com freddo, che cosa deve dare? Una giacca. Se tu vedi teu nemico che ha fame, che cosa deve fare? Dare da mangiare. E che noi possiamo finire o culto oggi, questa mattina qua, e fare la domanda: dove tu andrai a mangiare oggi? E può darsi che una persona ti dirà: non ce l'ho luogo da mangiare. Vieni a casa mia. Vieni a casa mia. C'è un detto: dove si mangia 2, si mangiano 3. Dove si mangia 4, si mangiano 15. No, è troppo, pastore, calma. C'è un detto: dove si mangiano 2, si mangiano 3, si mangiano 4. E noi dobbiamo imparare o senso di generosità, stare coinvolto con le persone. Tu ce l'hai un posto per mangiare oggi? No, vieni a casa mia. Tu ce l'hai un posto oggi per mangiare? No, vieni. Sta ti mancando qualcosa? Pastore, questa settimana ho passato freddo. Oggi, domenica scorsa, una sorella mi ha detto: Pastore Caio, abbiamo bisogno delle scarpe numero 42. Oggi ho chiesto questa sorella mi ha detto: no, Pastore Caio, ancora non abbiamo trovato le scarpe numero 42. Chi ha una scarpa 42? Una no, un paio di scarpe, per favore. Chi ha 42? Per favore, dopo o culto parlate con me. Abbiamo bisogno delle scarpe 42. Perché è una persona che sta soffrendo. È lì la generosità, è lì il servire, è lì. E lui sapeva che doveva in quel momento portare questi soldi in modo che la Chiesa poteva crescere, in modo che i missionários potevano essere sostenuti, in modo che noi possiamo ver la parola di Dio andando dappertutto, e che la Chiesa poteva essere un luogo dove la opera sociale poteva succedere. La ricchezza appartiene al Signore. L'argento e l'oro appartengono al Signore. E noi non abbiamo un Dio tirchio, è generoso. Salmo 24:1, per favore, leggete in modo molto chiaro questo testo. Salmo 24:1, che cosa dice? Ao Signore appartiene la terra e tutto quello che è in essa, il mondo e suoi. Di chi è questo telefonino? Non è mio. Tu sapevi che o telefonino del tuo figlio non appartiene al tuo figlio? Così tu puoi prendere il telefonino del tuo figlio e consegnare dopo una settimana? Aiuta tantissimo i vostri figli, ok? Perché non appartiene al tuo figlio, appartiene a Dio. La macchina appartiene a Dio. Tutto appartiene al Signore. Lui ci ha dato soltanto per amministrare le sue cose. Dio ci ha dato soltanto per amministrare. Io devo essere un buon amministratore delle cose di Dio. La sede che tu ce l'hai non appartiene a qualcuno alla Chiesa, è di Dio. E come un buon amministratore, io devo lasciare la sede pulita, sistemata. Le cose che tu ce l'hai non è tuo. Ma io ho lavorato. Il tempo che tu hai lavorato, Dio ti ha dato. L'energia che tu hai vissuto nel tuo lavoro, Dio ti ha dato. Tutto Dio ti ha dato. Io devo avere la gratitudine. Perciò la generosità è una dimostrazione di gratitudine. Le offerte è una dimostrazione di gratitudine. Tutto quello che abbiamo è un regalo di Dio per noi. Tutto quello che siamo è un regalo di Dio per noi. E la mia gratitudine è più gioia dare che ricevere. Ma è difficile per me, pastore. È difficile. Ma il Dio dell'oro e dell'argento è qua. È nella tua vita. 2 persone hanno detto amém. È nella tua vita il Dio dell'argento e dell'oro? Amém. Io posso dirvi con tutta la sicurezza, sono arrivato a 60 anni e nessun giorno della mia vita ho sofferto con la fame o con il freddo. Abbiamo passato dei momenti difficili, ma Dio non mi ha abbandonato mai. E io vi conosco quasi tutti qua. Avete passato dei momenti molto difficili e Dio non vi ha abbandonato in nessun giorno della vita.
E se Dio non vi ha abbandonato nel passato, vi abbandonerà nel futuro? Se Dio ha preso cura di me in 60 anni, non saranno i prossimi 30, 40, 50 che mi abbandonerà. No. Lo stesso Dio di ieri è lo Dio di oggi e di domani. Questo ragazzo qua era generoso. E una camminata con lui mi diceva in quel parco: Caio, non sia tirchio. Caio, che la tua tasca sia più aperta. Caio, che la tua macchina e la tua casa siano più aperte a cogliere le persone. Caio, apri i tuoi occhi per essere più generoso, perché se manca, è lì che tu devi agire. Barnabà mi dirà così. E se io apro o frigo a casa, io vedrò che c'è tanta cosa. Se io apro l'armadio a casa, io avrò tanta cosa. Essere generoso. L'ultimo punto di Barnabà, versetto capitolo 11, 22 e 24. La notizia giunse alle orecchie della chiesa che era in Gerusalemme, nella quale mandò Barnabà fino a Antiochia. Quando ele giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò e li esortò tutti ad attenersi ao Signore con cuore risolto, perché egli era un uomo buono, pieno di Spirito Santo e di fede, e una folla molto numerosa fu aggiunta al Signore. Lui só poteva essere generoso, compassione, buono, perché lui era pieno di Spirito. Lui era buono, lui era generoso, lui era pieno di Spirito, lui aveva la fede. O segreto della nostra vita è essere pieno di Spirito. Un bicchiere pieno d'acqua, che cosa significa? Che è pieno d'acqua. C'è spazio per qualcosa in più o no? No. Una vita piena di Spirito. C'è spazio per la carne? No. Chi guiderà la mia vita non sono i miei desideri, non è la mia volontà, non sono i miei pensieri, non è il mio ragionamento. Quando siamo pieni di Spirito Santo, è Dio che sta controllando la nostra vita. È Dio che è sovrano sulla nostra vita. Essere pieno di Spirito Santo, nós stiamo camminando com il Signore. Avremo desiderio do Signore. Pieno di Spirito Santo è più Dio e meno io. Ricordate di quando Giovanni il Battista ha detto che importa che lui e che io? Lui stava parlando di quel contesto storico. Gesù doveva crescere e Giovanni Battista diminuire. Quando mi converto, eu devo dire la stessa storia. O que importa adesso è che Dio cresca in me, che Gesù cresca in me e che io caio comincio a diminuire. E che le persone possano vedere non Caio, ma che possano vedere Gesù nella mia vita. E che le persone possano vedere non Caio, ma le manifestazioni dello Spirito Santo nella mia vita. Perché essere pieno dello Spirito Santo io sarò guidato di quello che Dio rivela in me. Essere buono, avere fede, essere generoso, io só posso avere questo se lo Spirito Santo mi spinge a vivere in questo modo. Avere desiderio di Dio, avere fame di Dio, avere sete di Dio. Domani alle 21 che cosa noi faremo come chiesa? Fame di Dio. Martedì mattina, fame di Dio. Alla sera che cosa faremo? Incontro di studi biblici. Fame di Dio, studiare la parola. Arriva giovedì, preghiera. Arriva sabato qua con gli adolescenti, pré-adolescenti e giovani. Fame di Dio. E arrivare, pastore, c'è qualcosa in più? A escola bíblica com i figli, fame di Dio. Eu devo sapere che devo avere sempre questo desiderio per Lui. Perché quando eu comincio a entrare nella mia apatia spirituale, nella mia pigrizia spirituale, sta mancando questo desiderio per Dio. Essere pieno di Dio. Una persona piena di Spirito Santo, dello Spirito Santo, riconosce Dio in tutto. È una persona che prega, è una persona che parla, è una persona che vive, è una persona felice e contenta. O quanto è prezioso trovare una persona che passa per momenti difficili e sta sempre con la gioia e con il sorriso. Perché è piena di Spirito Santo. O quanto è prezioso trovare una persona che sta vivendo la grandezza e l'amore di Dio. O quanto è bello ritornare a casa
dopo passare 1 ora, 15 minuti con una persona piena di spirito, quello ti contagia. Uma persona piena di spirito. Vediamo la bontà, la generosità, vediamo la fede. Barnabà ci insegna questo. Perciò questa passeggiata che sto facendo con Barnabà al parco, lui finirà questa passeggiata e dirà: Caio, compassione. Ma per avere compassione, Caio, ti darò un segreto. Pieno di spirito. Caio, ti manca pregare. Caio, ti manca la lettura della parola. Caio, ti manca quello silenzio con Dio. Caio, tu vuoi avere la compassione, tu vuoi avere la bontà, tu vuoi avere la generosità, ma cominci a avere in tempo con Dio. E quando tu sarai pieno di spirito, Caio, tu vedrai che tutto questo comincia a manifestarsi, perché tu sei pieno di Dio. Caio, adesso devo andare via, ma ricordati, la compassione c'è, ma pieno di spirito, Caio. Che tu possa uscire di questo parco, Caio, e cominciare a avere una vita di preghiera, degli studi della parola di Dio, che tu cominci a convivere con le persone, che possa edificarti e che tu possa edificare le persone. Caio, pieno di spirito, e tu vedrai che la vita è diversa. E Barnabà ti darà un saluto com questa frase. È il nostro personaggio della camminata di oggi. Io vorrei finire questa meditazione con Efesini capitolo 5, versetto 18 a 21. Efesini 5, 18 a 21. Ma siate ricome di Spirito. Perché quando parlava prima di non ubriacarvi con vinho, ma siate ricome di Spirito. Una persona ubriaca che cosa fa? Non sa che cosa fa. Perde o controllo. Era la mia vita prima di Cristo Gesù. Se faceva le cose fuori del controllo. Una persona piena di Spirito perde o controllo. Perché o controllo è di Dio. È o Spirito. Ma siate ricome di Spirito. Parlando-vi com salmi, parlando-vi com inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando com il vostro cuore ao Signore, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre, nel nome do Signore Gesù, do Signore nosso Jesus Cristo, sottometendo-vi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Eu só posso salmeggiare, eu só posso cantare, parlare com salmo, inni, canto spirituale. Eu só posso avere un cuore grato per tutto. Eu só posso sottomettermi uni agli altri se eu sono pieno di spirito. Barnabà era così. Barnabà era così. Una camminata con Barnabà è in questo modo. Perciò che era un uomo buono, generoso, di fede, compassione, perché era pieno di spirito. Nós desideriamo essere pieni di spirito? Amém, Chiesa? Amém. É o desiderio. Ma per essere pieno di spirito devo fare morire quello vecchio uomo che esiste dentro di me, che è o Caio. Eu já raccontato a voi tante volte una illustrazione. Dentro di me esiste un cane buono e un cane malvagio. Quale che vince o combattimento? É quello che io do da mangiare. Se eu comincio a nutrire lo spirito, io vincerò. Ma se eu não estou nutrendo lo spirito, sarà una sconfitta. Eu devo dare da mangiare. La parola, la preghiera e una chiacchierata di edificazione mi porterà a essere pieno di spirito. Preghiamo? Chiudi i tuoi occhi. Pensa nella tua vita. Compassione. Cercare quelli che sono in abbandono. Bontà. Manifestare azioni verso quelli che soffrono. Generosità. Sapere che il Signore è il Signore di tutto. Fede. Credere nell'impossibile di Dio. Tutte queste cose possono avere soltanto se io sono pieno di spirito.
pieno. Nostro Padre, la preghiera è per me, la preghiera è per questa Chiesa, per tutti noi. O quanto desideriamo, Padre, essere guidati dal Tuo Santo Spirito, essere guidati da Te, oh Padre. O quanto desideriamo, Padre, che questa Chiesa sia uma Chiesa com a característica de essere piena de Espírito, salmeggiando, cantando, inni, cantici, edificando um agli altri, sottomettendo-vi um agli altri, generosa, uma Chiesa que vive per Te. Perché quando lo Spirito Santo è pieno nella nostra vita, Padre, noi vivremo e faremo delle cose che per noi sembrano pazzie. Ma è lo Spirito Santo che ci guiderà. La mia preghiera, Padre, è che sia la mia morte, la morte di ciascuno di noi qua, nel modo carnale, in modo che possiamo fare vedere chi è Cristo Gesù nella nostra vita, essendo pieno di Spirito. Grazie, Padre. Grazie perché Tu hai donato questo personaggio, Barnabà, uomo buono, generoso, pieno di timore e di fede, un uomo di Dio. Se Lui è stato così, anche noi possiamo essere pieno di Spirito. Nel nome di Gesù, Padre. Amém, Senhor. Amém. Amém, Chiesa? Eu penso que i brasiliani estão ricordati di questa canzone, não? Eu estava tocando, é um hino que nós cantamos sempre, de Barnabá. É a história sua numa canzone. Che sia la nostra grande decisione. Amém, Chiesa? Possiamo cantare, possiamo vendere le nostre proprietà adesso e portare un ricavato alle offerte, alle decime? Calma, pastore. Sì, è un momento della consacrazione, è un momento di offerta. È un privilegio per noi in questo momento di avere questi gasofilazzi qua per fare questo momento di offerta. Abbiamo il nostro maialino qua della opera sociale che stiamo portando in Siria, in Venezuela, e è un privilegio per noi fare questo. Facciamo con gioia, con allegria e facciamo con generosità questo momento di celebrazione del Signore. Qual è il cantico? Dio tu sei buono. Cantiamo e facciamo questo con gioia. Possiamo stare in piedi? E possiamo fare questo momento con allegria no nostro cuore. Cantiamo e adoriamo il nostro Dio. Tu sei buono. Chi comincia? 2, 3, 1 e è Gabriel. Dio, tu sei buono, la tua grazia dura per sempre. Dio, tu sei buono, la tua grazia dura per sempre. Gente di ogni nazione, tribù, generazioni che vivono per lodare te. Alleluia, alleluia, lodiamo te, perché tu sei. Lodare te. Alleluia, alleluia, lodiamo te, perché tu sei. Dio tu sei. Dio, tu sei buono e la tua grazia dura per sempre. Dio, tu sei buono e la tua grazia dura per sempre. Gente di ogni nazione, tribù, generazioni che vivono per lodare te. Alleluia, alleluia,
sei buono tu, sempre tu, sempre sei buono tu, sei buono tu, sempre tu, sempre sei buono tu, sei buono tu, sempre tu, sempre sei buono tu, sei buono tu, sempre tu, sempre sei buono tu. Alleluia, alleluia, lodiamo te, perché tu sei. Lodare te, alleluia, alleluia, lodiamo te, perché tu sei, perché tu sei Buono tu. Sei buono tu, grazie. Grazie, oh Padre, che privilegio, che gioia di dare, di contribuire. Che gioia, Padre, perché è a te. Grazie, oh Padre, perché è bello servirti. È bello vivere, oh Padre, questa mattina con te, insieme a te e con i fratelli e sorelle. Tu sei buono. E conosci-ti in modo personale, scopriamo che tu sei buono. Nel nome di Gesù. Benedici la tua Chiesa. Amen, Signore. Amen. Potete accomodarvi? Ok? Stiamo arrivando alla fine del culto. E vorrei ringraziare la presenza oggi di due persone che sono venute con noi. Oggi mi hanno chiamato in settimana. Stefano e Anna, potete stare in piedi? Loro fanno parte del Vescovato di Treviso, lavorano insieme al Vescovo. E portano i nostri saluti anche a loro, ok? A lui. E grazie della vostra presenza qua. E sono venuti a conoscere la nostra Chiesa. E per noi è un piacere. Che Dio vi benedica e che possa portare questa generosità, gioia, bontà, alegria do nosso Senhor nel vostro cuore. Grazie della vostra presenza. Ok? Ok? E gli altri ospiti anche, grazie di voi essere con noi qua. Anche Ennio, no? E è interessante la storia di Ennio. Ha lavorato con Giorgia quando la Giorgia aveva questa misura, no? Lui stava parlando. Si sono conosciuti e adesso è qua con noi. Grazie, che Dio ti benedica. E tutti gli altri che sono con noi oggi, grazie alla vostra presenza e che possa sentire sempre questo grande amore di Dio. Gli avvisi sono qua. Ok? Non dimentichiamo il nostro incontro di preghiera, nostro gruppo di studi biblici. Per favore, state frequentando o no? Sì, ok. Ok, va bene, non dimenticare i nostri studi. Ok? Tutti questi che noi abbiamo. Avete tanti incontri, quasi tutto online, ma ci sono già presenziali qualcuno, no? Prossima, non questa settimana, l'altra, come riprendere, no, il corso del Nuovo Testamento. Grazie. Questa volta porto io via il microfono, il pastore. Allora, il pastore Alessandro ci raccomanda di dare l'adesione per poter partecipare al corso del Nuovo Testamento per un motivo pratico che è legato allo spazio. Siccome noi vorremmo farlo in una stanza scaldata perché la sera fa un po' freschetto, se voi date l'adesione noi riusciamo a identificare lo spazio da poter scaldare e quindi è stato molto bello l'altra volta perché all'ultimo momento sono arrivate delle persone non previste, eravamo in tanti ed è stata veramente una grande gioia, una grande partecipazione non solo fisica ma sicuramente spirituale, questo si è sentito.
però facendo il prossimo incontro il 23 e poi il 30 e prevedendo magari alla sera freddo, vorremmo provare a scaldare una delle altre stanze. Se voi date a me o al pastore Alessandro l'adesione, noi sappiamo quante sedie preparare, quante ore prima scaldare, insomma ci aiutereste in questa cosa. Ecco, bene, vi aspettiamo. Amém. E questo è aperto per tutti, ok? Non è solo per la Chiesa, soprattutto le persone che vogliono conoscere la parola del Signore. Corso del Nuovo Testamento, 23 e 30. Ok? Gli altri avvisi? Preghiera, sì, domani già comincia, giovedì presenziali qua e anche a Belluno. Ok? Ah, il coro comincia sabato, venerdì, così il coro venerdì alle ore 8 qua, che voi volete partecipare del corale che noi stiamo creando qua, della CBA, Chiesa Battista Agape, ok? Potete parlare con Rubens, il maestro Rubens, e prossimo venerdì comincia qua a Treviso, ok? Va bene, una buona domenica a tutti, non dimenticare uscita da questa porta qua, che noi dobbiamo uscire di qua, e una buona domenica, ciao!